Incentivare l'uso dei bus del trasporto pubblico locale per ridurre l'inquinamento atmosferico e snellire il traffico urbano dalla circolazione di auto private. Per conseguire questo duplice obiettivo, il bacino territoriale di Vicenza aderisce all'iniziativa della Regione Veneto che prevede l'erogazione di un bonus di 200 euro per l'acquisto di abbonamenti annuali, valido sia per le linee urbane che quelle extraurbane. Gli utenti potranno richiederlo entro il 31 agosto. Sicuramente un aiuto concreto che spinge nuovi utenti ad utilizzare gli autobus SWT sulle tratte che vanno a Vicenza, vanno e vengono da Vicenza o comunque per il trasporto urbano. Una volontà di incentivare i nuovi utenti con abbonamenti annuali per le persone che devono avere una patente ed un'auto nel nucleo familiare, ma sicuramente una volontà della provincia di Vicenza e di SWT di far sperimentare questo servizio a lavoratori, a studenti universitari e può essere utile a tutti coloro che gravitano sulla città capoluogo su Vicenza, quindi non solo i residenti ma anche chi vive fuori la città ma gravita per motivi lavorativi sulla città stessa. Infatti il voucher da 200 euro può essere utilizzato dai maggiorenni possessori di auto e con patente che acquistino un abbonamento urbano, suburbano, ma anche extraurbano, purché questo abbia origine o destinazione nella città di Vicenza. È un incentivo che sarà molto utile soprattutto per i cittadini che non conoscono il trasporto pubblico, è un'opportunità interessante e l'invito di SWT è quello di andare sul sito nostro, svt.vi.it, per verificare prima di tutto se la tratta che si vuole utilizzare è coperta e poi dopodiché da lì si può procedere all'acquisto dell'abbonamento e ci sono tutte le informazioni utili anche per accedere al voucher della Regione Veneto. È un'ottima occasione per lasciare a casa la macchina e poter procedere al proprio posto di lavoro o anche all'università utilizzando i mezzi pubblici. Questo naturalmente è un grande vantaggio ambientale, un minor inquinamento e un minor anche beneficio per chi ogni giorno si reca sul posto di lavoro e che può rilassato sul mezzo procedere e tornare dal posto di lavoro a casa, da casa al posto di lavoro in giornata.